Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, prima edizione del nostro notiziario informativo su friulitv.net. Andiamo subito a parlare di quello che accade in regione per dire che siamo soddisfatti per l'approvazione del decreto multisettoriale da parte del Consiglio delle Autonomie Locali. Si tratta di un articolato corposo che modifica alcuni funzionamenti dell'amministrazione e propone degli aggiornamenti normativi che ci permetteranno di modulare in modo più efficace gli strumenti di contrasto alla pandemia. Lo ha affermato l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della riunione del Consiglio delle Autonomie Locali, chiamato a esprimere il proprio parere sul disegno di legge regionale multisettoriale 2021, un provvedimento che prevede una serie di disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport e protezione civile. Cambiamo argomento, restiamo però in regione per dire che si chiamano Tommy e Olly, i simpatici personaggi protagonisti dell'app in realtà aumentata che guiderà i bambini. Scusate un attimo, ho sbagliato, non è questa la foto, ecco, questa è quella giusta. Torniamo a riprendere dunque l'articolo per dire che si chiamano Tommy e Olly, i simpatici personaggi protagonisti della app in realtà aumentata che guiderà bambini e ragazzi alla scoperta della Carta dei diritti del bambino in ospedale, documento che rappresenta una vera e propria pietra miliare per la pediatria e che è importante rilanciare con forza. Attraverso il gioco e con un linguaggio semplice e accattivante, i piccoli pazienti prenderanno consapevolezza dei loro diritti durante il periodo delicato della malattia e del ricovero. Il testo della carta originale è stato riscritto per l'occasione della consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, un gruppo di giovani dai 13 ai 17 anni, in modo da essere facilmente comprensibile per bambini e adolescenti. L'applicazione, pensata per tutti gli smartphone, viene lanciata oggi dall'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani e dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ieri è stata la giornata dell'acqua e si continua a battere giustamente per mantenere vivo il messaggio chiaro, per dire che l'acqua è vita, l'acqua è un tesoro del nostro territorio e la Regione Friuli Venezia Giulia è in prima linea per la sua difesa e tutela. L'amministrazione ha avviato numerose iniziative, dalla tutela dei corsi d'acqua come il tagliamento d'Isonzo ai progetti europeo Marles e regionale Amare FVG, fino alla legge regionale 21-2020 che disciplina l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a uso idroelettrico. Lo ha detto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro durante l'evento online organizzato dall'OGS per celebrare la giornata mondiale dell'acqua, nel corso della quale ha spiegato che il tagliamento, riserva MAB UNESCO, rappresenta il manifesto della mia visione dell'ambiente. In un'ottica conservativa, educativa e di sviluppo sostenibile non verranno posti ulteriori vincoli, ma sarà favorita l'intenzione tra uomo e natura, senza che questa relazione si esaurisca nello sfruttamento del territorio. Stesso concetto è stato poi espresso per quanto riguarda la tutela dell'Isonzo. Andiamo a Cividale del Friuli e poi chiudiamo. Si sono conclusi da pochi giorni i colloqui per la selezione del bando di servizio civile universale
che quest'anno ha visto partecipare per il comune di Cividale del Friuli, nell'ambito del progetto Culture da scoprire in Friuli Venezia Giulia, Cividale, Gemona e Fiumicello Villa Vicentina, ben 42 ragazzi su 48 domande. Tale progetto, promosso dalle ACLI, era rivolto ai giovani fra i 18 e i 28 anni e vedeva per Cividale la disponibilità di 6 posti, 2 presso l'Ufficio Cultura, 2 in biblioteca e altri 2 all'Ufficio Turismo. Prossime le graduatorie e inizio il 25 maggio. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento chiaramente più tardi, intorno alle 14.30 per Linea Diretta Giorno e poi stasera intorno alle 17.45 con Linea Sera avremo uno speciale dedicato chiaramente ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con ospiti collegati in live streaming. Chiaramente nel corso della giornata, se ci saranno ulteriori novità, vi terremo aggiornati attraverso il nostro sito e le nostre pagine social. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.